eravamo al punto di parlare un po' anche di quest'opera come punto magari di trasformazione o sicuramente di evoluzione, nonostante si tratti di una raccolta, non è, come dicevi giustamente prima, non è meramente un greatest hits o un mettere i fogli tutti insieme, ma è comunque un'opera a sé stante, con un nuovo titolo, con una nuova impostazione, e a questo proposito si diceva appunto che potrebbe essere, anzi rappresenta anche un po' un momento di evoluzione di te come autore, che passa da un tener separato, forse più di adesso appunto, il mondo della creatività musicale, il mondo della creatività anche filmica e anche della creatività quindi fumettistica, mentre adesso tutto un po' converge, tutto arriva un po' converge. Un'altra idea mi è venuta, un'altra domanda. Potrebbe darsi che la differenza allora, perché tu giustamente dicevi la mia poetica in effetti è rimasta quella, cioè io quando scrivo, tu dicevi io quando scrivo pezzi per hip hop o scrivo fumetti sempre ironico sono, ed è vero, sempre lirico tutto sommato sono, ed è vero. Allora cerco un'altra differenza, voglio trovare differenze, che sono incaponito. Può essere che nel fumetto l'autore di sua natura, siccome tu sì, hai sempre utilizzato il tuo personaggio, cioè ci sei tu nei tuoi fumetti spesso, non sempre, però a volte ci sei. In quel caso però è meno, un po' meno presente, a volte è regista, no? È semplicemente dietro la macchina presa, in una lounge, non ci sei tu in una lounge, non so se ti sei disegnato cameo, ma no. Esatto. Mentre invece nel rap, per forza, dici sei tu. Nel rap è una spotlight su di te, punto. Il fumetto invece concede appunto un aspetto un po' più immediato, anche un po' più, no? Come posso dire, registico, dietro la macchina da presa. Potrebbe essere questo un elemento che ha fino adesso tenuto un po' distanti i due mondi? Sì, e che adesso sicuramente nel rap per forza di cose devi essere tu in prima linea, insomma, sì, mostrate quello che sei che fai. Poi ecco, sull'ironia, come dicevi prima, chiaramente sì, c'è anche nei testi rap a volte, non sempre, come non c'è sempre nei miei fumetti. No, beh, certo, non sono fumetti comici, come dicevamo. Sì, ci sono punti in comune, punti di contatto del fatto appunto che nel rap in prima persona, nel fumetto poi sia una sorta di regista, giusto, il senso era quello, effettivamente sì, è un'altra differenza. Deus Ex Machina. Sì, è una differenza che sicuramente pesa, gioca, o anche inconsciamente o comunque Esatto. Tra l'altro tu utilizzi, questo magari entriamo adesso brevemente in quello che sono almeno le mie impressioni, poi da umile lettore delle tue opere, penso di aver letto quasi tutto. Umile lettore. No, intendo dire, usi molto l'aspetto del Deus Ex Machina. A parte che non vorrei sbagliarmi, ma se non sbaglio, tu hai fatto in Fiabe Bizzarre, c'era una storia che riguardava direttamente, Fiabe Bizzarre è un altro tuo libro, una fiaba bizzarra del 2011. Esatto, e se non sbaglio anche lì c'era un elemento di Deus Ex Machina, o mi sto ricordando male? Allora, innanzitutto c'è un aneddoto su una fiaba bizzarra, come ricorderai, che qua è bello da raccontare perché cioè, io mi trovavo a Luca, eravamo a cena a Luca Comics fondamentalmente, io ti dissi Franco, mi è venuta in mente una nuova storia di Luna Lounge e ricordi com'era una fiaba bizzarra, praticamente aveva una struttura narrativa un po' particolare perché io cercavo un modo in quel periodo di realizzare sulla tavola fumetti, fare in modo che sulla tavola fumetti avvenissero diverse azioni contemporaneamente nello stesso momento, andando praticamente al contrario di ciò che fece De Luca fondamentalmente, che eliminò le vignette. E pensai, vabbè, quello l'ha già fatto De Luca, io faccio l'opposto, aumento, cioè divido ancora in vignette facendo che ogni percorso narrativo, vabbè, qua bisognerebbe vedere infatti esatto. E quando ti spiegai questo fatto qua, io mi ricordo che a cena, questa è bellissima, devo assolutamente raccontare, Franco, guarda, questa storia farà così. Tu mi guardassi in silenzio, ricordo assoluto silenzio. Io iniziai, allora la storia di Luna Lounge non è che raccontai la storia, no, cosa succedeva, no, invece succederà, andrà così.
E continuai tipo per, non so, un 40 secondi con lui che non disse niente. Tu che facevi nel senso, questo Io avevo le mani così e facevo praticamente il percorso delle vignette Esatto. che si incrociavano, si alternavano sulle Sì, pagine, esatto. c'erano tanti spazi vuoti. E ricordo che quando ho finito questi 40 secondi di assoluta, non so, estasi, potrei dire. Potrebbe essere sicuramente estasi, dai, direi estasi. Sconcerto, probabilmente. Sconcerto. Cioè, iniziati a ridere in maniera fragorosa. Beh, probabilmente giocava a mio sfavore la stanchezza e la quantità di alcol che avevo ingerito. Sì, poi mi racconto, cioè, Decisamente, esatto. capirai che presentare un fumetto cioè, in realtà rendeva, perché avevo capito più o meno il discorso, però faceva molto ridere. Quel La tua metodo, interpretazione. quel metodo comunque ci tengo a dire, non per fare insomma il figo, però è una roba che è una roba tua. una roba entra nel mio stile. Esatto. Ma ci devo anche dire anche i resoconti fumettistici delle manifestazioni. Poi ci sono, esatto, anche quello un giorno raccoglierai, immagino. Se non li ho bruciati da qualche parte. No, perché anche quando ci conosciamo io poi avevo fatto il tuo ritratto in un... Sì, tu mi hai mi descritto, ricordo. grazie ai miei... Mi ricordo. Per forse anche quello che ci aveva poi messo in contatto subito dopo esserci visti a Luca. No, Sì, beh, esatto, i resoconti di Marco Tanca di Lucca sono un must di Lucca. Anche perché all'epoca, cioè in realtà se cercavi su Google ormai si fanno, ci sono Sì, ormai quelli, tutti hanno deciso. però all'epoca, parliamo del 2008, Non ne faceva caso nessuno, o nessuno potremmo dire. guarda, se scrivevi su Google, io lo feci, mi ricordo quella cosa, quindi resoconto a fumetti e non... Guarda, c'era un altro autore che fece 2 o 3 vignette, però al di là di quello, in realtà resoconto Che fumettistico... fine ha fatto questo autore? No, ora non faccio il nome, ma c'è, quindi sta bene, non vorrei far preoccupare. Sì, no, esatto, quindi in effetti la tua produzione qui si intuisce che è anche sterminata oltre all'uomo dalle veramente giacche io... vabbè, hai fatto obiettivamente molte uno si distrae un attimo, 20 minuti, mi chiama Marco, guarda che ha fatto questo, insomma, effettivamente sei così, tiri fuori cose. Sì, e tra l'altro ti avevo anche rappresentato il mio fumetto, insomma non so più scrivere in corsivo, Sì, che esatto, era insomma dove apparve il pesce Gino per, Esatto. per la prima volta. Esatto, protagonista di molte storie, no? O quantomeno In copertina elemento, innanzitutto esatto. dall'uomo del giacche Adidas, il pesce Gino che... Anche di merchandising tuo, comunque di giusto Spill. Ora speriamo mascherine. Sicuramente speriamo mascherine, esatto. Di sfruttare il trend. Guanti, continua mascherine. Di tutto di più. È un personaggio che insomma nel corso degli anni ho notato piace molto, è simpatico. Muto come un pesce, quindi non dice niente. Piace molto alle ragazze. E questo dici. Quindi sicuramente non amico, salutami Gino. Dice, tu non hai un cane, non hai il cane da portare al parco, però ti sei disegnato il tuo Gino per approcciare, dici, potrebbe essere. E quando mi dicono salutami Gino, io riferirò. Che devo dire? Esatto. Funziona così, è la vita. Comunque, sì, per tornare un attimo al discorso vagamente stilistico, quindi Pescegino, una Donge e tutto quanto chiariscono il tuo livello fiabesco, cioè a te piace il fiabesco come genere, come registro, non il grottesco, perché appunto in realtà è tutto molto lieve, tutto molto etereo, anche se poi in realtà le storie ci sono, cioè non è come posso dire, una leggerezza, adesso non mi sta venendo, buonista, se concedimi questo termine orribile. Ma a volte le cose sono anche drammatiche, possono diventare anche drammatiche, o c'è comunque anche un elemento, come molte fiabe, oscuro, se vogliamo. Sì. E questo insomma, è un po' una caratteristica che si vede anche in qualche tratto dei racconti dell'uomo dalle giacche Adidas. Sì, guarda... in realtà le mie storie effettivamente sanno un po' di fiabesco, in alcuni casi ti dirò anche potrebbero sembrare anche un po' superficiali o quasi, adesso mi passi il termine, un po' plasticose. Sì. Un po' plasticose. Capisco cosa intendi riferendomi a... Un po' plasticose, sia per il linguaggio, per il modo di rappresentare, per magari proprio nell'insieme. Infatti a me
piace un po' pensare a questo, a quello che faccio fondamentalmente, un po' un'immagine che ho un po' da anni ormai delle cose che faccio, come quasi come dite, quasi come un prato di margherite finte di plastica, sai, tipo studio un po' la Teletubbies, una cosa del genere. Giusto, sai? Allora, tu ti avvicini a queste margherite, così vedi di plastica messe lì, poi ti accorgi, provi a toccarle e ti accorgi che in realtà sono vere. Beh, io sono questa immagine. Quindi mi piace un po' pensare... C'è anche una Vespa dietro la margherita, un'ape quantomeno pronta a pungere. Che insomma, l'immagine è un po' questa, cioè dare un po' l'impressione di questo, e solo se ti avvicino, quasi tocchi con mano quello che hai di fronte, anche se può sembrare così, ti accorgi che in realtà, cavolo, però ho sbagliato, questa margherita è vera. Sì, sì. E questo per dire, questa descrizione che hai fatto assolutamente molto bella, come dimostra una grande tua consapevolezza in quello che poi è ciò che fai. L'aspetto diciamo superficiale, plasticoso, pop, se vogliamo, il pop nel senso di pop art, quindi appunto qualcosa che appare, no? Semplicemente patinato, ma che poi dietro nasconde un senso che può essere anche un senso, come posso dire, piccolo, in termini di non sono massimi sistemi, non ci sono ideologie, non ci sono complessi messaggi politici, c'è l'umano, c'è un aspetto più emotivo, sentimentale. Mi ricollegavo appunto al fatto che una delle opere che sono confluite nell'uomo dalle giacche Adidas è nato prima lo shopping con la vetrina, un altro di quei fumetti che ricordo presentasti a Fumettory, adesso non mi ricordo che anno, 2010. Noi abbiamo fatto, se non sbaglio, 3 edizioni, quindi sì, uno degli ultimi anni insieme. E ricordo che quello fu abbacinante, veramente fantastico, perché ai tempi veramente... Come sei forbito, no? Ma l'ho usata a caso, probabilmente vuol dire anche un'altra cosa rispetto a quello che vi volevo dire. Però no, mi ricordo che ai tempi non era così. Il fumetto ai tempi, parliamo come se fossero 50 anni fa, però nell'area fumetto, nell'area self-area, la produzione di fumetti, salvo rari, che è quella delle autoproduzioni, la self-area. Esatto, self-area dove stavamo noi, in cui, salvo rarissime ed incommiabilissime eccezioni, c'erano molte storie diciamo underground, si cercava il fumetto underground, alla Crumb, alla diciamo Pazienza, se vogliamo, comunque con tutte le derivazioni varie, e vedere Marco che arriva con questo prodotto. È nato prima lo shopping con la vetrina, cioè l'anticonformismo veramente è come posso dire, l'assoluta, non dico ribellione, perché tu non l'hai mai posta giustamente in termini di ribellione, deve essere questo deve essere il fumetto, non quelle cagate che fate voi. però chiaramente sto esagerando, però dico, il tuo proporre questo prodotto, questo fumetto, fu veramente, per me era massima stima, tra l'altro andò bene, mi ricordo che venne anche molto comprato, proprio perché appunto era un aspetto che nessuno probabilmente fino a quel momento ha pensato di poter descrivere in un fumetto. Poi vai a leggere le storie, e sono storie, questo ci parlare anche a te, perdonami, sono storie, racconti brevi, in cui appunto, chiaramente il tuo primo shopping con la vetrina non è né un catalogo, né un'enciclopedia dello shopping, né una storia alla Kinsella, che insomma in quel periodo comunque poteva essere paragonabile, non c'entra assolutamente niente. Lo shopping è visto esclusivamente come contesto, cioè come sfondo dietro al quale, o meglio davanti al quale, si raccontano storie e vicende. Così, parla un attimo, magari vuoi dire qualcosa. Devo aggiungere qualcosa? Sì, questa storia, per esempio, come ti è venuta l'idea di rappresentare un po' la colazione da Tiffany, no? Quest'idea un po' di cercare il profondo attraverso la maggior superficialità possibile, la vetrina è l'idea stessa, no? No, già da lì si deduce innanzitutto che io pongo molta attenzione ai titoli. Sì, assolutamente geniale. Cerco sempre, a volte quando ho giochi di parole o appunto riferimenti particolari o comunque di titoli che siano molto molto efficaci. Tra l'altro è nato per un shopping con la vetrina, penso che possa essere un intitolo di un intero seminario di marketing. No, davvero, perché in realtà è la questione del marketing, cioè è nata prima la voglia di comprare o la voglia di vendere?
Sì, all'epoca forse non la vidi in maniera Così seria. così seria. Probabilmente c'era il mio animo un po' scanzonato in No, questo caso. esatto, in realtà. Però sì, quindi titoli innanzitutto. Poi altro fatto sempre di quel fumetto che innanzitutto aveva due copertine differenti, una con il protagonista maschile e una femminile. All'epoca in Italia Le variant. in Italia non si parlava ancora di variant, che sono le copertine le diverse copertine di un fumetto. Esce prima quella, diciamo, ufficiale, poi ci sono le variant con copertine magari disegnatori diversi, eccetera, eccetera. Quindi all'epoca, in realtà in Italia non si parlava No, vero. di variant. Io appunto per quell'occasione feci anzitutto le due copertine diverse, quindi anche questo mi va riconosciuto. Non lo dico per fare, però così è successo anche quello. E in quel periodo soprattutto io sono sempre stato attratto anche dalla linea chiara franco-belga, dal fumetto francese. Mi capitava molto di guardare siti con le uscite appunto francesi di fumetto, e avevo queste autrici, spesso delle donne, che comunque disegnavano questo tratto. Per me è impossibile, perché io avevo comunque questo un po' grezzo, per alcuni delicato, però per me in realtà molto, molto maschile, se si può dare una... vogliamo concederci. Comunque una sorta di geometria del tratto, delle cose che disegno molto marcata comunque in qualsiasi cosa faccio lì. Che bello, che bravo questi disegnatori. Avevano anche i temi che trattavano, erano temi prettamente, diciamo, femminili comunque, che riguardavano spesso nei casi più leggeri, diciamo. Abitudini che magari possono spesso situazioni viste dal punto di vista femminile, insomma, che riguardavano appunto anche oltre ai problemi di tutti i giorni, eccetera, anche magari lo shopping o altro, insomma, è affine. Immagino anche lì come contesto, no? Cioè, esattamente come due ragazzi, come non so se quindi allora fondamentalmente a me piaceva e piace ancora disegnare, che so, scarpe oppure oggetti design o comunque di questo tipo. Ho detto, cavolo, tutto sommato... Sei anche grafico, tra le altre cose, aggiungiamo un piccolo particolare. Sì, un sacco di cose che... Fai anche grafico, quindi insomma... quindi fondamentalmente mi interessa fondamentalmente come cosa. Io sono un uomo, sono italiano, ma che faccio? Valentino, Gianni Versace. Ma che faccio? Io me ne frego, come... e lo faccio io. Ma infatti lì veramente e lo confermo, fu una grandissima trovata, che appunto, tra l'altro, che io sappia, le persone che non hanno letto, comunque già i nostri colleghi, i ragazzi che c'erano con noi, comunque tutti quelli che l'hanno letto mi ricordo che erano positivamente colpiti. Sì, è una cosa un po' sempre chiaramente particolare per quel momento, poi anche in Italia chiaramente non voglio dire che sia stato io il primissimo, però effettivamente autrici che oggi fanno questo genere di fumetto negli ultimi anni sono arrivate appunto dopo, magari non conoscono neanche chiaramente quel mio fumetto, però effettivamente era una cosa che... Io qui lo dico e lo confermo, su alcune cose anche insospettabili tu effettivamente hai piantato la bandierina per primo. Cioè il discorso della variant, appunto, ma per dire che magari potresti anche non essere, facciamo essere stato il primissimo, però comunque devo dire, in questo periodo, negli ultimi 15 anni, ricordo espressamente che nessuno aveva tirato fuori l'idea della variant. Così come per esempio sei la prima persona che ho trovato che utilizzava molto semplicemente le emoticon dentro i fumetti. Che adesso per esempio già ci sono molto di più. Sono stato anche parecchio criticato per quelle cose. All'inizio all'inizio diciamo che a molti non piaceva questo uso nella cosa, perché perché è un in più, no? C'è già l'espressione del recitante. Io in realtà mi sono accorto, ma allora perché li usiamo comunque nelle chat per far capire? Cioè, se davvero il fumetto comunque sì, sta recitando, però è partito anche da tutto questo discorso. A volte mi dicevano, guarda, tu quando scherzi non si capisce se stai scherzando o no, perché mantieni comunque... A volte le persone hanno difficoltà a cogliere l'ironia. No, perché comunque ci sono persone che hanno bisogno, se fai la battuta
del sorriso, Sì, comunque esatto. di guarda che sto scherzando, Esatto. Franco, hai Sì, capito? sì, 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 sì. Se no senti con un pizzico di sarcasmo, ironia, comunque mantenendo comunque una certa di espressione ferma, Seria, non si seria, capisce. che appunto che rende in realtà e serve proprio per marcare ancora di più il fatto della battuta, insomma in Esatto, realtà. certo. Però non si capisce, allora ho pensato, vabbè, o nel fumetto allora decidiamoci, o faccio che recitano in maniera proprio che si Estrema. estrema, e non Che lo poi so. posso dirti, ho visto, adesso che ho rivisto alcuni tuoi fumetti, tu sei capacissimo di, Aiuto. no, no, di esprimere le emozioni attraverso, diciamo, dei visi, quindi fisionomie caratterizzate in maniera grottesca. Parlo per esempio, appunto, no, la caratterizzazione emotiva tipica giapponese oppure tipica comica. Cioè ti ho visto, le poche volte che ti ho visto cimentarti ho detto, ma cavolo, Marco ce l'ha. Quindi riconosco che il tuo non è tanto cioè non è ovviamente una mancanza, dici non so farlo e quindi vado a mettere la faccina, ma la ricerca proprio di una sorta di linea di ironia da trasportare sul fumetto, in cui i personaggi non mostrano magari appunto no, la risata e le grandi cose, però tu capisci che stanno scherzando semplicemente da quella. Sì, poi fondamentalmente mi piaceva proprio. Quindi è una bella idea, oggettivamente è un'idea. E poi sai, è una di quelle cose, allora, appartiene al linguaggio moderno, quindi Sì. fondamentalmente. Quindi Perché no? tutto ciò che arriva, se ha una sua dimensione, un suo perché, può rientrare in ciò e fondersi con altre cose. E poi magari da lì si può arrivare ad altre cose che magari ti immagini, però il fatto di perché nei fumetti di solito non devono esserci. Aspetta, se c'è una ragione o non c'è, un attimo pensiamo a questo, un Non c'è attimo. mai. Perché se mi dici, guarda, non devono esserci perché per questo, perché non ha senso, vediamo un attimo, poi per carità ognuno la vede, Penso sai. che tu ragioni abbastanza vicino a me in questo senso, quando Sai, dico che nelle opere diciamo, nelle arti non ci sono limiti espressivi, c'è soltanto un limite diciamo personale stilistico, uno può non volere o volere. Ma se tu hai voluto, perché no? D'altra parte sta lì, stai in un fumetto, non è che tu devi, Sì, non è che poi- devi fare un'altra cosa, sta lì nel fumetto, quindi è già in un fumetto. Sì, poi ti ho detto, proprio forse anche a livello visivo, non so, mi piaceva che Ha disorientato molte persone magari questo sì, diciamo che a volte si tende forse un po' a valutare in maniera sembra quasi più grave, più seria di quello che è certe cose, sì, certi sì, sì, aspetti. assolutamente. Cioè io neanche la consideravo, cioè Era un giochino. Sì, ma per dirti, questo ok, ma per dirti mi è capitato anche nella prima storia I pinguini del deserto di Luna Lounge che io facevo a puntate sulla fanzine, pubblicavo sulla fanzine Fateci Largo, ti parlo quindi del 2005-2006, era proprio che facevo puntate, queste 10 tavole o quante erano per ogni puntata e ti dico, inventavo la storia puntata per puntata. Io più o meno avevo a grandi linee l'idea, però andavo molto anche di puntata in puntata. E mi ricordo che io in realtà talmente mi divertivo che alla fine non avevo neanche pensato cosa ci fosse nel pacco di Luna Lounge alla fine. Ma c'erano i lettori che dicevano ma chissà che cosa trasporta. Cioè, cavolo, questi stanno. Sono dimenticato. in quel caso, vabbè, in quel caso lì è perché era a puntata, era una situazione. Di solito le storie chiaramente questo è il tipico caso di McGuffin alla Tarantino. Cioè, in quel caso non so se è voluto o meno, però è quello, no? Cioè, sì. il Pulp Fiction in cui non si sa mai, no? Esatto. Qual è la valigia, cosa contiene la valigia. Mi sono cavolo, non ho pensato, cioè mi stavo divertendo così tanto a inserire personaggi, a fare situazioni surreali, così che capitavano da un momento all'altro, inconvenienti, imprevisti, cose. In effetti è il senso Gaff, proprio. perché una lounge fa delle gaff. Sì. Gaff. E quello. Beh, tu utilizzi molto, uno degli elementi costanti della tua narrazione sì, sono come mi pare, almeno le figure, cioè. Forse è autobiografico.